Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Grazie. La finestra di mercato estiva del Napoli promette di essere ricca di talenti internazionali. Secondo quanto emerso durante la trasmissione Passio Napoli su Radio Tutto Napoli, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, avrebbe puntato gli occhi su un ex obiettivo, il talento italiano Guido Della Rovere, attualmente in forza al Bayern Monaco. Il dirigente del Napoli avrebbe incontrato nuovamente lo staff del centrocampista offensivo, classe 2007, dopo un primo approccio dello scorso anno con il padre del giocatore. L'acquisto si inserisce perfettamente nella filosofia di scouting del club partenopeo, che punta a investire sui giovani promettenti. Nato a Cremona e cresciuto nelle giovanili della Cremonese, Della Rovere ha avuto una rapida ascesa sin dai suoi esordi nel settore giovanile. Dopo aver trascinato la Cremonese alla promozione in Primavera 1 con prestazioni di alto livello, ha esordito in Serie B il 10 maggio 2024, a soli 16 anni, contro il Cittadella. Un debutto promettente che ha convinto il Bayern Monaco a puntare su di lui quell'estate, portandolo in Germania. In Baviera, il diciottenne mancino ha mostrato una crescita costante, affermandosi nella Youth League e diventando un elemento chiave della squadra B. Recentemente, Della Rovere ha avuto anche l'opportunità di giocare con la prima squadra, pur non avendo ancora esordito ufficialmente. Il punto di forza del centrocampista italiano risiede nella sua straordinaria capacità realizzativa e nella sua visione di gioco, caratteristiche che gli permettono di raggiungere costantemente la doppia cifra in termini di gol decisivi. In questa stagione con il Bayern Monaco II, Della Rovere ha segnato 4 gol e fornito 10 assist, dimostrando la sua straordinaria precisione negli ultimi metri e una notevole versatilità tattica che gli consente di giocare sia come trequartista che come esterno destro. Il contratto del giocatore con il club tedesco scade il 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per altri 2 anni da parte del Bayern Monaco. Il suo valore di mercato si aggira intorno a 1,2 milioni di euro, ma il suo enorme potenziale di crescita e il forte interesse del Napoli potrebbero rendere Guido Della Rovere uno dei nomi più ambiti per la squadra di Aurelio De Laurentiis nella prossima finestra di mercato. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? È un buon acquisto per il Napoli? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!